in pieno centro a Padova per rubargli l'orologio da 80.000 euro. Banditi trasfertisti bloccati dalla polizia mentre tentavano di fuggire, sparati anche dei colpi di pistola in aria. Incubo furti nella Marca, razzie in pieno giorno tra Breda di Piave e Carbonera. Nel bottino finiscono denaro, gioielli e persino elettrodomestici. Virali sui social foto e video della tromba marina scaricatasi al largo del delta del Po in Adriatico, il fenomeno spettacolare visto da Rosolina fino a Sottomarina. Nuova manifestazione per Gaza e la Global Summit Flottiglia, migliaia in corteo nel pomeriggio a Padova nonostante il maltempo, bloccata la tangenziale. Fa discutere la decisione dell'Università Ca' Foscari di interrompere ogni collaborazione con Israele per quanto sta avvenendo a Gaza, le parole oggi del ministro Adolfo Urso in Veneto. Muro contro muro sul caso del Teatro La Fenice di Venezia e la polemica sulla nomina di Beatrice Venezia, direttrice musicale, sovrintendente Colabianchi e Fratelli d'Italia compatti sulla nomina, lei si dice amareggiata. Parco della Pace, polmone verde di 65 ettari, viene inaugurato e apre ufficialmente le porte alla città. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali che si apre con un nuovo episodio di violenza in centro a Padova, calci e pugni ad un imprenditore, tutto questo per rubargli un orologio da 80.000 euro che aveva al polso. È accaduto giovedì nel primo pomeriggio sotto gli occhi di molti cittadini. In azione una banda di trasfertisti che è stata bloccata dalla polizia mentre tentava di fuggire, sparati anche dei colpi di pistola in aria. Sono le 15 in largo Europa, pieno centro di Padova. Un imprenditore di 46 anni esce in pausa pranzo dal suo ufficio quando una potente moto con 2 persone in sella gli taglia la strada. Uno scende e tenta di sfilargli l'orologio di lusso. Il valore si aggira sugli 80.000 euro senza aspettarsi la reazione della vittima che con la mano copre il polso sinistro. Il bandito non si ferma, getta a terra l'imprenditore, inferisce su di lui con calci e pugni, cerca in tutti i modi di prendere l'orologio ma non riesce a farcela e per questo risale sulla moto e fugge. La vittima ha resistito, la gente assisteva, ripeto, anche a questa vicenda cruenta finché poi non hanno resistito e sono scappati in direzione del casello di Padova Ovest. Quindi un fatto veramente impressionante. Sono i cittadini presenti sotto shock a chiamare i soccorsi. L'imprenditore viene portato in ospedale, ha una costola rotta e varie contusioni, curato al pronto soccorso, viene dimesso. Sui banditi si concentra l'attenzione della polizia che li rintraccia in collaborazione con i colleghi di Bologna che erano già sulle tracce della banda. Poco prima dell'ingresso in autostrada, nell'area del casello di Padova Ovest, la polizia individua la moto e l'auto con a bordo un complice che aveva fatto da palo. Vistisi braccati, 3 scendono dai veicoli e scappano a piedi, ma è qui che un agente spara 3 colpi di pistola in aria come avvertimento e scatta l'arresto. I 3, tutti napoletani, hanno uno 48, gli altri 66 anni e sono rapinatori professionisti, tanto che 2 erano addirittura agli arresti domiciliari. Dopo il fermo la perquisizione ha portato alla luce, nascosti nell'intercapedine del tettuccio dell'auto che era stata noleggiata, altri 9 orologi di valore rubati il giorno prima in provincia di Bologna a un rappresentante orafo. Una risposta che andava data alla vittima sicuramente, ma anche agli stessi cittadini padovani che hanno assistito alle 15 del pomeriggio ad una scena veramente pesante e soprattutto poi anche un altro aspetto, aver intercettato e bloccato questa cellula significa aver fatto anche un'attività di prevenzione, perché nel loro modus operandi probabilmente dopo Bologna, dopo Padova si sarebbero trasferiti in un'altra città per commettere sempre reati della stessa specie. Incubo furti nella Marca, razzie in pieno giorno tra Breda di Piave e Carbonera e nel bottino dei ladri finiscono denaro, gioielli ma anche piccoli elettrodomestici. Oggi 25 settembre sono rientrata in casa e trovo questa situazione, mi hanno scardinato la porta e trovo questa situazione e hanno fatto il macello.
A parlare in questo video una residente di Via degli Ex Internati a Biban di Carbonera, rientrata a casa dopo 3 giorni di assenza per lavoro. E poi la brutta sorpresa. Ogni stanza messa a soqquadro, armadi e cassetti aperti dai ladri che si sono introdotti nell'appartamentino al piano terra di una palazzina forzando una porta-finestra. Addirittura il battiscoppa della cucina spostato e confusione ovunque, per poi ritrovarmi pochissima roba portata via, nel senso che sono stati portati via dei contanti e degli orecchini in oro, ma spaiati addirittura. Ai danni materiali si aggiungono quelli morali, visto che, come spesso accade, nel bottino sono finiti anche i ricordi di famiglia. Erano gli orecchini della comunione e orecchini regalati da mia madre. Fa niente, nel senso che sono viva e va tutto bene, non ero in casa e va bene così a un certo punto. Molto probabilmente i malviventi sono entrati in azione in un giorno di forte maltempo, approfittando del rumore della pioggia per muoversi indisturbati. La proprietaria di casa ipotizza che tenessero sotto controllo la zona, visto che hanno agito proprio mentre lei era assente. Nel momento in cui sono stata via, ho portato via la macchina e non c'era nel parcheggio e quindi questo. Se a Carbonera i ladri hanno agito probabilmente di sera, in via Vittoria di Breda di Piave il furto è avvenuto in pieno giorno tra le 8 e le 12, quando i genitori erano al lavoro e il figlio a scuola. Anche in questo caso i malviventi si sono introdotti nella villetta dopo aver forzato una porta-finestra. Inizialmente sono saliti al primo piano della zona notte, svuotando completamente armadi e cassetti, con gli indumenti e gli oggetti personali che vi erano contenuti sparsi sul pavimento, addirittura buttando a terra un grande mobile. Spariti alcuni orologi che erano appartenuti alla nonna, delle collane e un paio di orecchini, ricordo della cresima della padrona di casa. Poi si sono spostati al primo piano e qui hanno arraffato quello che hanno trovato: una grande friggitrice ad aria, un faro da stiro, dei videogiochi, le cuffie e i joystick della console. 2 particolari poi hanno attirato l'attenzione dei padroni di casa: dei deodoranti che si trovavano in bagno lasciati sopra il tavolo della cucina e del succo di frutta bevuto dai malviventi prima della fuga. In via Vittoria non c'è voglia di parlare, lo shock è ancora vivo, quel sentimento che unisce Pero a Biban. Amaro, tanto amaro, un po' di tristezza, il senso di essere un po' sporchi adesso in casa e quindi non avere più il luogo sicuro, il luogo del cuore a casa è un po' brutto. Dopo la grazia, il canile di Presina offre lavoro a Massimo Zen. Intanto la moglie, Franca Berto, sarà ospite alla festa del 5 ottobre. Un'idea vecchia, peraltro maturata 2 anni fa, quando ricevette quella condanna, e io immaginai allora che se avrà la pena accorciata qui al canile di Piazzola sul Brenta potrà venire a scontare, come posso dire, il resto della pena a termini di legge. Ecco. Così Giovanni Tonellotto, il responsabile del canile San Francesco di Presina di Piazzola sul Brenta, all'indomani della notizia della grazia che il Presidente della Repubblica Mattarella ha concesso a Massimo Zen, la guardia giurata di Cittadella condannata a 9 anni e 6 mesi di reclusione per aver ucciso con un colpo di pistola un giostraio 36enne che stava scappando in auto con 2 complici dopo aver messo a segno alcuni colpi a sportelli bancomat. Tonellotto si dichiara totalmente disponibile ad accogliere Zen nella sua struttura se il Tribunale lo concederà, perché si sente molto legato alla guardia giurata e alla moglie, e ci ha anticipato che proprio Franca Berto sarà presente alla grande festa in canile che si terrà domenica 5 ottobre. Prenderà la parola e sarà una maniera di stare felici insieme in tanti. Ci sarà anche lei che prenderà la parola. E sarà una maniera proprio di godere insieme di un momento di felicità. Berto dunque condividerà con tante persone la gioia di una notizia in cui ormai non sperava più, e Tonellotto ci spiega che il suo rifugio per animali è una delle poche strutture legittimate a raccogliere determinate figure. Agiamo in convenzione con il Tribunale di Padova, il quale a sua volta è collegato al Ministero della Giustizia, e in virtù di questa convenzione possiamo accogliere, secondo le regole che ci sono state dettate, queste persone. Quando gli chiediamo come gli è venuta l'idea di invitare Zen, una volta uscito di prigione, a lavorare nel canile, Tonellotto non ha dubbi. Sono partito dall'idea che a lui piacciono molto i cani, secondo che è molto esperto con i cani, che io ho bisogno di persone a cui piacciono i cani e che sono esperti degli stessi. Cosa vuole che ci manchi? Ho detto, se deve venire a fare poi da scontare una parte finale della pena, che venga qui, che almeno sarà, perché in questo momento abbiamo persone che stanno scontando la pena alternativa al carcere e sono perfette, persone che ci aggiustano un sacco di cose che non vanno, fanno loro il lavoro, non vogliono una lira,
a volte mi pare di toccare il cielo con un dito. Un 52enne padovano si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Cagliari dopo essere finito contro un guardrail mentre in bici stava facendo un'escursione in località Terra Maistus a Gonno-Sfanadiga. L'uomo, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della due ruote urtando il guardrail e finendo in un fossato. Si è vista da Albarella a Scardovari, da Rosolina Mare ad Adria fino a Sottomarina la tromba marina che si è formata al largo dell'Adriatico nel pomeriggio di oggi, un fenomeno spettacolare, fortunatamente senza conseguenze per la terraferma. Le foto e i video della tromba marina hanno fatto rapidamente il giro dei social in queste ore, caratterizzate dal ritorno del maltempo in alcune aree del Veneto, soprattutto nel Padovano. E restiamo proprio nel Padovano, a Padova, per raccontarvi della nuova manifestazione per Gaza e per la flottiglia. 1 migliaio in corteo nel pomeriggio proprio a Padova, nonostante il maltempo. Bloccata la tangenziale, manifestazione che poi è finita in Piazza dei Signori tra canti e balli, ed è proprio lì che si trova la nostra Chiara Gaiani. Buonasera Chiara. Sì Francesca, buonasera ai telespettatori con il collega Francesco Ratai che è stato con me per tutto questo lungo pomeriggio. Ci troviamo proprio in Piazza dei Signori dove ormai sono rimasti davvero in pochissimi. Sventola ancora una bandiera della Palestina, ma erano davvero tantissime quelle che hanno sfilato nel corteo. 1 migliaio, dicevi, le persone. In realtà quando sono partiti verso le 4 dalla stazione di Padova il numero era esiguo, stava infatti piovendo davvero abbastanza forte in quel momento. Il corteo avrebbe dovuto poi proseguire seguendo quella che è la circonvallazione interna della città per finire in Prato della Valle. Niente di tutto questo è accaduto intorno alle 4:30. Infatti c'è stata una deviazione che dalla zona di Montaglia ha portati dritti in Corso Australia, la tangenziale di Padova, paralizzando di fatto la città per circa 2 ore. I manifestanti hanno percorso la tangenziale da un'uscita a quella successiva per poi attraverso Corso Milano arrivare proprio qui nella Piazza dei Signori dove ci troviamo e dove di solito a quest'ora ci sono le persone che bevono lo spritz. Un corteo molto partecipato, il terzo di questa settimana. Devo dire che le persone che sono rimaste bloccate in auto erano divise, alcuni erano molto ovviamente scocciati, disturbati da questa cosa, altri addirittura hanno accennato un applauso. Un corteo indetto dal centro sociale Pedro, a cui però si sono aggiunte anche alcune sigle sindacali e anche gli studenti dell'UDU. Un corteo che appunto, come vedete, si è concluso qui senza per fortuna che ci fossero disordini ulteriori. È stato scortato dalle forze dell'ordine, ma in questo momento direi che è davvero concluso. Anche gli agenti del reparto mobile hanno lasciato la piazza. Ecco, avete visto le immagini che hanno documentato questo lungo pomeriggio. Francesca, direi che da Padova è tutto. Ringrazio Francesco Ratai e ti restituisco la linea. Ringraziamo Francesco, ringraziamo te Chiara per questo importante aggiornamento e intanto fa discutere la decisione dell'Università Ca' Foscari di interrompere ogni collaborazione con Israele per quanto sta accadendo a Gaza. Le parole oggi del ministro Adolfo Urso in visita in Veneto. Sapete qual è la nostra posizione da sempre sui 2 Stati che devono essere reciprocamente riconosciuti dalle parti. Io credo che il governo italiano si sia mosso bene, anche in questa difficile situazione. Invito tutti, come ha fatto il Presidente della Repubblica, alla massima responsabilità e noi dobbiamo avere la responsabilità di agire al meglio per contribuire a portare pace in questi territori, pace giusta e duratura per tutti. Restiamo a Venezia con il muro contro muro sul caso del Teatro La Fenice e la polemica sulla nomina di Beatrice Venezia, direttrice musicale. Il sovrintendente Colabianchi e Fratelli d'Italia compatti sulla nomina, mentre lei, la diretta interessata, si dice amareggiata.
Lei ha avuto modo di parlare, immagino, con la maestra Venezzi, e qual è lo stato d'animo della stessa? Facilmente intuibile, la cosa è, diciamo, non è piacevole sentirsi biasimare così anche ingiustamente dai social, da tutta questa attenzione che va al di là di quello che è giusto e corretto. Clima sempre più teso tra le mura della Fenice, il peso delle contestazioni sembra ora farsi sentire proprio sulla diretta interessata. La direttrice d'orchestra Beatrice Venezzi ha accolto con amarezza e scoraggiamento le critiche che dentro e fuori dal teatro stanno accompagnando la sua nomina direttrice musicale. Così dal racconto del sovrintendente Nicola Colabianchi. A blindare la nomina interviene anche il capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione, Enoch Soranzo. Parla di attacchi strumentali e rivendica la legittimità della scelta. Sulla nomina, penso che dobbiamo andare avanti, noi pensiamo che ci sia da lavorare, il resto lo rispettiamo, lo ascoltiamo, siamo attenti a tutto, rispettiamo tutti, però abbiamo anche il dovere di procedere. Sulla vicenda interviene anche il deputato Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia. Per meriti, per capacità è stata una scelta in un ruolo importante a Venezia, aggiunge. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, invita a non esasperare i toni, lasciando spazio a un percorso di reciproca conoscenza. Si potrebbe anche ragionare su un percorso di conoscenza reciproca, poi c'è sempre qualcuno che sa sempre tutto. Io dico, parliamoci, io sicuramente mi siederò anche con loro. Ma la polemica non accenna a spegnersi. Non ci sarà dunque un passo indietro, la Venezzi resterà? Per quello che mi riguarda sì, nel senso che la Venezia è una scelta ponderata, riflettuta, considerata e secondo me è una scelta ottima. La Fenice dunque in rivolta, con i lavoratori in stato di agitazione permanente contro la nomina di Beatrice Venezzi. I toni sono duri e le intenzioni chiare. Lo stato di agitazione degli oltre 300 lavoratori del Teatro La Fenice, compresi soprattutto i musicisti dell'intera orchestra, si tradurrà in azione di lotta sindacale, dagli scioperi al sit-in fino a manifestazioni pubbliche. Obiettivo: la revoca immediata della nomina di Beatrice Venezzi a direttore musicale. Ci sarà un volantinaggio durante l'entrata del pubblico e poi alle 20, poco prima che il direttore salga sul podio, verrà letto un comunicato al pubblico presente sostanzialmente. Per adesso andiamo così. Il malumore diventa rottura aperta al Teatro La Fenice dopo la seconda assemblea generale convocata in 2 giorni, proclamato da musicisti e lavoratori tutti lo stato di agitazione permanente. Le maestranze accusano la governance della fondazione di aver imposto una scelta senza ascolto né dialogo. Il sovrintendente aveva promesso non più tardi della scorsa settimana un confronto con i lavoratori, perché aveva una serie di nomi sulla scrivania da valutare. Avrei alcuni nomi, ma io non voglio fare alcun nome perché poi non vorrei che sembrasse tirare la volata a qualcuno piuttosto che a qualcun altro. I nomi ci sono, avremmo dovuto confrontarci come aveva promesso il sovrintendente, in realtà questo non lo ha fatto e questo è stato l'inizio di un crash. La frattura tra la nuova direttrice designata, il cui debutto è previsto da ottobre 2026, e il cuore produttivo della Fenice appare ormai evidente. Noi negli anni abbiamo sempre richiesto un direttore musicale di altissimo livello, perché questa istituzione, come dicevo prima, lo merita perché è famosa nel mondo. Voltiamo pagina, Parco della Pace, siamo a Vicenza, un polmone verde di 65 ettari che viene inaugurato e apre ufficialmente le porte alla città. Inaugurato da tutti, Parco della Pace, polmone verde di 65 ettari, apre ufficialmente i battenti. Dalle zone sport alle aree barbecue, agli 8 chilometri di sentieri pedonali, alle parti boschive e naturalistiche. Torna alla città dopo anni di attesa. Oggi è una giornata storica per la città di Vicenza, un cantiere che è durato tanti, forse troppi anni, ma oggi è un momento appunto storico, perché questo parco è un regalo per la città, dalla città, perché è nato dalla mobilitazione cittadina
e vivrà grazie alla partecipazione cittadina. Oggi è una giornata di festa, domani ne nasce un'altra sfida, la prima sfida oggi è stata vinta, quella di aprire questo parco, domani abbiamo un'altra sfida, quello di rendere un parco di 65 ettari, grande come il centro storico della città di Vicenza, il più grande della città, uno dei più grandi d'Italia, il più grande d'Europa per numero di abitanti, vivo, attrattivo, e quindi dovremo trasformarlo, adattarlo a quelle che sono le esigenze della città. Parco dal valore simbolico che in questi giorni inaugurali ha accolto diverse iniziative con un unico filo conduttore, quello di parlare di pace, a partire dalla preghiera interreligiosa all'alba di giovedì presieduta dal vescovo Brugnotto, a cui ha preso parte anche il sindaco di Betlemme, all'appello lanciato proprio da Vicenza da circa 150 sindaci arrivati da tutta Italia per annunciare la partecipazione alla marcia da Perugia a Assisi affinché le armi tacciano a Gaza. Dedicarlo alla pace oggi vale ancora di più, perché in un momento in cui le guerre insanguinano il mondo, in Medio Oriente, in Palestina, in Ucraina, ma anche in tante altre parti del mondo, da Vicenza parte un messaggio fortissimo e dedichiamo questa enorme area verde alla pace. E con questo messaggio noi ci salutiamo, vi lascio come sempre alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buon sabato sera a tutti.